Salve ragazzi, buongiorno, buona Pasqua, buonasera, buongiorno a tutti, buona Pasqua, è ormai Pasqua, e sì, sono dietro con gli episodi, e niente, oggi semina del riso, ho buttato giù 2 o 3 risaie, dato che finalmente volevo fare il riso, e mi sono anche già equipaggiato con le ruote giuste al 110. C'è stato qualche cambiamento, non tanti. Ho comprato un po' di campi e cambiato la Trebe con una Lexion. E adesso andiamo a seminare il secondo campo. Risaie. Io almeno proverò a prendere e fare tutto il ciclo di crescita, di nascita e della trebbiatura del riso, perché è una cosa che poca gente mi sa che ha fatto su YouTube, e dato che oggi ho tempo, porca vabbè, dato che oggi ho tempo ho detto lo faccio. Qua ho fatto le 2 risaie indipendenti, così non viene fuori un mega buco gigante. Bene, avanti che seminiamo allora. E niente ragazzi, qua è sempre quella la storia, non scappo, io rimango sempre qua. E speriamo bene che iniziano a uscire anche le modismi modding, perché perché ragazzi, ormai è tempo di mod serie fatte bene. Sono già usciti anche i bossini di Vitali e Co. Sono già usciti anche, mi sa, i rallati, quelli sempre di Vitali, forse, non ne sono sicuro, ma penso di sì. E niente, c'è un bel po' di roba da combinare su. Speriamo che magari come regalo di Pasqua esca anche il Vai a 2 assi, magari. Boh, non si sa. Ci spererei. E noi nel frattempo seminiamo, quello sicuro. Dopo andremo a pensare a tutto il resto e quel che va dietro. Adesso vi starete chiedendo come mai stai seminando con le ruote di ferro, perché ha piovuto, ha fatto non so neanche quanta acqua, quindi ho detto meglio lasciar perdere che se no ci piantiamo. Ho detto amen, andiamo col 110 e via. Ero anche in dubbio se cambiare span di concime e prendere magari l'Eurospan, così da dare il concime con 110, perché io adesso il concime lo do con l'Eurosus e lo span di concime è il monococla, quello piccolo. Però dato che quello là non ha le gabbie, sono in dubbio, perché attaccarlo al 110 è un overkill. No, sinceramente non so neanche io che fare. Proprio sinceramente io non so neanche cosa fare, perché è dura la storia. Speriamo bene. Speriamo bene ragazzi, perché non so sinceramente cosa fare se no. Già adesso ero fermo da un bel po' con le puntate, a parte la connessione che adesso la fibra me l'hanno installata, l'unica è che devo aspettare che mi attivino un blocco
parte di appoggio, nella centrale principale dove parte la fibra, e quindi settimana si dovrebbe attivare, in teoria dovrebbero attivarlo, e poi lì avendo la gigabit, vabbè, sono attaccato con l'app in wifi, quindi dato che devo chiamare l'elettricista per farmi spostare il router in camera perché non sono potuti arrivare in camera da me, quindi mi tocca per forza sì, mi tocca per forza, ragazzi, prendere e chiamare l'elettricista per farmi spostare tutto, quindi sarò attaccato con l'appennino wifi, però, e dico però, va benissimo uguale, tanto sono sempre 150 mega di download e in upload altri tanti, quindi sempre meglio che avere una 20-30 mega che non va con una 30 mega. Proprio perché sono attaccato con la SIM. Comunque, qua il 110 va che è una meraviglia con le ruote di ferro. Sembra un po' un Frankenstein, ma bello, ci sta. Peccato che dietro non hanno fatto le singole, solo le doppie da risaia, però vabbè, ci accontentiamo. Esatto, ci accontentiamo e via. Ecco, forse il peso davanti ci sarebbe stato bene, forse. Non sarebbe stato brutto il peso. Vabbè. Oh, finché ce la fa, noi siamo a cavallo. Ragazzi, la trebbia, no, vi dico subito che non ho come si dice? Non ho la Terra Track, ho solo la 430 normale. Quindi ciccia. Si andrà di ruote e se ci spiantiamo attacchiamo una corda d'acciaio al fend e via. Aspetta un cavolo, voi avete visto che avevo ancora il 509 che ho cambiato con un 824 e il 180 l'ho cambiato con un 6R usato. Ne ho approfittato perché sennò rimanevo sempre fermo lì. La soia, ragazzi, fa il suo. La soia ha fatto il suo sotto l'aspetto monetario e non mi ricordo neanche se vi ho fatto vedere la... Non mi ricordo neanche se vi ho fatto vedere a sto punto la... Mi scappa il nome, cacchio. Il consorzio, no, là. Il consorzio agrario che avevo fatto, ma forse ve l'avevo fatto vedere, forse, poi non mi ricordo. Vabbè, per ora guarda, facciamo anche il segno col tiraline e via. Tac, Ale. Guarda, morte sua. Ma che comodo. Perfetto. Adesso mi metto, oh vabbè, terra piena, tranquillo, e seguiamo il segno così. Anche se c'è la GPS storta, stica. Letteralmente gli facciamo così alla GPS storta. Dove c'è il motopompa adesso? Saranno bestemmie lì.
senza sfasciare la seminatrice, ma vara ocche. Ocche, rondini, cacchio, se. Guarda quanto che in giro dopo l'aggiornamento. Si vede che hanno messo anche quello. Ma non hanno neanche ancora messo l'acqua dinamica sui vetri e i tergicristalli. Non l'hanno neanche ancora messa quella. Vabbè, ce la faremo andare bene, così com'è. Per ora ce la facciamo andare bene così com'è, ragazzi. Quando la metteranno bene, meglio direi. Buona. Allora adesso là, se mi riesce, ecco, a posto. Volevo fare le capezzaglie fatte bene. Come Dio comanda. Bello. E qua è fatta. Adesso andiamo di là. Pin pianetto. Su sempre ruote di ferro, quindi non possiamo correre, se no desviamo tutto. Qua sotto è stato seminato, gli do un'altra volta. Top, giusto. Qua facciamo così. Gli diamo una raspata di qua e una di là. E siamo a posto. Vai, oh bravo Gianluigi. Olè, a posto. No, un cavolo a posto. Aspetta, aspetta, aspetta. Pesucchia la seminatrice qua. D'altronde è una 4 metri. Picchina. Oh beh. A posto. Li facciamo così. E adesso qua così chiudiamo tutto. E tiriamo avanti il tempo. E per praticità mi sa che farò direttamente un taglio, ragazzi. Ah, quando dobbiamo allagare, così poi gli diamo ancora un botto di concime. Possiamo? Ok, sì. Fiu. Madonna. Buona. Ora, seminatrice, direi che la possiamo anche staccare.
Il 110 lo lasciamo con le sue belle ruotone in ferro, mi sa. Mi sa anche proprio di sì. Perché adesso mi servirà per... o buttare il concime o sicuro dare una botta di digerbo. Quello sicuro, una delle due. Allora, per adesso lo parcheggiamo qua all'ombra. Oh là. Spegni. Adesso ragazzi faccio un taglio e tiro avanti il tempo finché non cresce qualcosa. No. Allora. Qua il riso è cresciuto. E in teoria adesso devo allagare le resaie. Là è rimasto un punto non seminato. Sì, vi prego non fateci caso. Allora, quindi allaga. Fatto giusto? Sì, ok. E qua sta allagando. Adesso noi andiamo di qua e allaghiamo questa parte qua. Allaga. 6, 6, 12 sono praticamente 1 ettaro e 2 di riso. Qua mi sono dimenticato totalmente io. Vabbè. Adesso facciamo anche così. Oh, va che bello. Così sono anche allagate totalmente le risaie praticamente. Eccole qua, a posto. Oh, bello, mi piace. E adesso sotto di concime. Assolutamente. Dimmi una botta di concime. E a sto punto io avevo già preparato questo attaccato, però mi conviene, dato che i soldi li abbiamo, mi conviene andare a fare così, ragazzi, mi sa. No, un cavolo. No, un cavolo perché dopo non ha più spazio, quindi... Tocca fare così, purtroppo. Non è bello, lo so, però... Non ho il caricatore frontale. Fammi dare un occhio però, se magari posso prendere ora mini palo, un qualcosa da tenere sempre pronto, perché il 110 non può fare da macchina sempre sotto caricatore frontale. No, massa skate. O prendo una Schaffer. No, però è elettrica. Cara elevatore, no grazie. E ora una mini pala. E se no, guarda qua. Tutto la cubota. Via. No, rimorchio agricolo. Tu mi marchi così, là. Niente. Togliamo a cubottino allora. Buona. Tanto sicuro verrà utile. Oh, bella quel joystick. Mi piace. Guarda. Beh, ciao. Se tanto uno da. Allora. Avanti qua. Bravo, andiamo avanti qua. Andiamo a caricare un po' di concime. Cioè, ci portiamo dietro un sacco, 2. Forse anche 2. Se ce la fa. Ma cazzo!
No, aspetta, aspetta. Io questo come l'ho preso su? Lei che ce la fa anche con due. Oh là. Madonna. Più che tranquillamente. Ottimo. E questa ce l'abbiamo. Mi porto dietro sti due sacconi. Così ce li abbiamo. Ne andrà via forse uno, però io li porto. E adesso sotto di conci man manetta. E dopo sarà dargli una diserbata magari. Che non voglio che venga su erbassi. 5, 10, sì, 10 quintali. Buone. Dai. A posto. Adesso avanti. Avanti. A buttare concime. Mo sì che sono cazzi. Speriamo di non piantarci. È la prima volta che lo faccio. Faccio risaie e mi piace già. È un mondo nuovo adesso con le risaie io. È un mondo nuovo praticamente, ragazzi. Con le risaie è tutto nuovo, Qua si vedono ancora tutti i segnacci che ho dimenticato. Ma che figata. Bellissimo. Sì, saranno cagate, però mi piacciono. Oh là. E qua abbiamo fatto, adesso da fare il centro e l'altra risaia. Assolutamente. Oh, le rue piene del paltan. Bello. Figata. Peccato, ragazzi, ripeto, peccato che la terra bagnata si veda solamente nelle risaie e non negli altri campi quando piove, o comunque ci sia così poca interazione con l'acqua, perché ragazzi, se già con le risaie hanno fatto sto lavoro, ma vuoi mettere quando fanno, cioè se buttassero fuori un DLC serio fatto bene dell'irrigazione, tirano fuori il mondo. Perché è bello sto farming con le risaie così. Nulla da dire, è bello, sì, forte.
me sarà sempre un Lamborghini. Ursus, ma per me sarà sempre l'R503B, il Lamborghini. Sempre comunque lo sarà. Gran figata. E se non faccio riso, ragazzi, posso sempre buttarla a qualcos'altro, se non faccio riso un anno posso buttarle a soia, non allagarle, via. C'è sempre quella come opzione. L'idea del bagnato, però del moio, l'ha resa bene. Quella è una cosa che mi piace, ha reso molto bene l'idea del moio, del bagnato, dell'acqua torbida. Mi piace come l'ha resa. L'ha resa molto bene l'idea dell'acqua inturbiata. Poi vabbè sì, dall'alto è una roba. Vista da così è molto meglio. Perché di fatto è progettata per essere vista da qui, non dall'alto. Infatti l'ha resa molto bene l'acqua turbia. A parer mio. E questo è fatto. Porca miseria. Saltiamo fuori pian pianetto magari. Eccola. Saltiamo subito dentro. Spandi concimo aperto e via. Potrei anche farla. Era una serie tutta risaie. La potrei fare anche se c'è un po' di carenza di mod. Sarebbe da aspettare. Bene, io sono saltato fuori proprio diretto dalla risaia. Bravo scemo, sono. Poi le aree ero sicuro, perché anche la realtà o ari o macini davvero con un trince della Madonna le stoppie del riso, perché sono dure e fanno un casino, ma davvero tanto residuo culturale. Quindi o ari o le macini, poi dai una bella rippata. Una delle due. Una delle due fai. Per forza. Bene, allora. Fatta. Qua. E via. Forse basta anche il concime, sì. Il concime che abbiamo già, forse.
anche questa è fatta. Sì, sì, è bastato. Ottimo. Ottimo, direi ottimo. Meglio di così non si può. Se potessi farei anche una screen adesso, così. Guarda. Così. Ah, proprio la sua, Se me lo lascia fare Nvidia. Non me lo lascia fare quel maledetto. Vabbè, la faccio così. No, me l'ha fatto, scherzavo. Scherzavo e me l'ha fatto fare. Ora usciamo delicatamente, che se no desfiniamo gli argini della lesaia. Sì, vabbè, delicatamente un paio di palli, ma va bene. Su una gamma e su un'altra. A posto. Madonna che salti. La faccio direttamente in vuota e a posto così. Questo qua lo molliamo sotto qua come al solito. A posto. Questo lo rimettiamo al posto suo. Anzi no, aspettate. Lo metto temporaneamente fuori qua. A posto. Adesso vado a prendere questa. Ottimo. E adesso questi li portiamo a posto. Questa anche. E dopo avanti col tempo che dobbiamo trattare. Col 110. Se no, bot di concime secondario. O gli diamo uno stimolante anche, dipende. Se proprio cambiamo e invece di un azotato prendiamo un fogliare per lo sviluppo della pianta. Fogliare. Vediamo un po' di... Diamo un po' di ciccia per lo sviluppo. Invece di ciccia per la crescita. Lo sviluppo della spiga. Buona. E allora ragazzi, ci vediamo dopo, io nel frattempo vado avanti. Bene, allora ragazzi è passato un po' di tempo, siamo al secondo mese e adesso ho preso la botte
la RAU e gli andiamo a dare una passata alla buona, tanto per il fogliare. No, aspetta, allora qua avrei già distrutto tutto. Devo fare un'entrata o entrare di strafalcione per il campo del vicino. Per forza. Mamma che bello che è il 110 con la botte e le rotine in ferro. Va, la sua. Talmente la sua che appena di spiega va. Tac, va che screen. No. Ecco. Va, proprio la sua, eh. L'ha fatta? No, mi sa. Ora sì. Vediamola. Oh, bella, 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 bella. È venuta bene. E adesso, bando alle ciance, andiamo a dargli una botta. Una bella sistemata gli andiamo a dare. Ottimo. Via. Abbassiamo un po' questo, magari. Là. Teniamo bassino, bassino. E va che figata. Rotti in ferro. Botte e via. Mamma ragazzi, che figata. Fare il riso, no, in effetti è una gran figata. Su quella è proprio vero. Ottimo. Tac. Qua ci saltiamo anche fuori tranquillamente intanto. E via. Chissà con tutte le coccole che abbiamo dato a sto riso venga su un riso molto produttivo, perché sì, sarà a malapena un ettaro e due, però stavo già pianificando di mettere in giù altro. Magari sacrifichiamo tutta sta striscia d'erba e buttiamo giù quella parte lì tutta a riso, tanto campi di erba ce ne sono altri. Oppure ancora meglio fare una mega campagna di risaia di riso su 1, 2, 3, 4 campi qua, perché questo farà tutto a riso impossibile. Però fare sti 2, 5, 6, 7 to 9, sarebbero praticamente altri 6 ettari a riso. Che sono mica pochi, Mamma ragazzi, ho in mente di quei progetti qua per sta serie, che potrei anche fare un cambiamento radicale, ve lo dico. Del tipo, se vedo che va bene, amen i seminativi, tengo giusto qualche campo e poi via riso a manetta. Minchia, già finito il pieno? Alla faccia? Non pensavo. Beh ragazzi, beh. Mi ispira molto questo riso, sarò sincero, mi ispira.
Scusate. Che bastino 7 quintali di roba, speriamo. Io spero in bene, ragazzi, che bastino 7 quintali di roba, se no sono più che finito. Frenna, madonna. Boh, avanti allora. Perché campi piano ce ne sono di davvero su sta mappa. Non è che ce ne sono pochi. Ad esempio qui 10 ettari praticamente di riso che vi ho appena elencato. Sono i campi qua davanti. Non è niente male. Si prospetta davvero niente male. Fin qua l'avevo fatto. Eccola qua. Sì, se magari impizzo anche la barra. Ecco. Oh là. Alla faccia. Ne va giù, Ma che figata. Adesso che è passato qualche mese, se avete fatto caso, è diventata anche più scura l'acqua, come se avesse fatto effettivamente paltan sotto. Sì, l'ho detta molto alla buona. Dai, oh bravo, 110. Ma che spaltanata. Ma che figata. Le piccole cose che... Piccole, mica tanto piccole. Ci sono proprio quelle cose che ti rendono felice. Nel mio caso è l'acqua. Nel mio caso è sguazzare in te l'acqua. E anche l'irrigazione sarebbe... Davvero il non plus ultra, ragazzi, sarebbe l'irrigazione. Se riuscissi a mettere anche quella sarebbe il non plus ultra. Vabbè. Sarebbe il non plus ultra l'irrigazione su farming. O qualche mod di irrigazione proprio, che fa la texture della risea del bagnato. Non avete idea di quante bestemmie che ho dovuto tirare per creare sta risaia sotto, perché collideva con gli alberi. Mamma che valle. Buona. Qua era l'ultimo tocchetto. Ottimo. E adesso, ragazzi, fuori dalla risaia e avanti che facciamo passare il tempo, così dopo andiamo a finalmente traviare questo riso. E sì, mi sa che mi conviene anche già cambiare la ruota al 110, perché effettivamente così sì, basta, non serve più. Fatemi dare un occhio più che altro quando si raccoglie, così magari mi sincronizzo anche con le semine del frumento negli altri campi, perché se va come Dio comanda, conviene.
No, ho sbagliato. A posto. Cambiamo la ruota al 110, gli mettiamo le sue belle Continental. Queste qua erano, sì, queste qua. Ottimo. E a posto. Ora pare anche un trattore normale. Bene, allora ragazzi... sì. Vediamo... No, retro. Attacchiamo il carrellino. Ah, vero, qua c'è un po' di cippato. Vabbè, dopo lo porto via. Madonna, quanta cattiveria. Ottimo. Carrellino e via. Neanche rullato il riso. Vabbè. Sarà da fare. Va, lo porto direttamente in campo. Adesso vi sarete chiesti: come mai hai preso sto carrellino stupido qua? Ve lo faccio vedere io il perché. Non hai spazio? Semplice semplice. Hai il carrello apposta. Sì, la barra. Questa è una cosa che non ho capito. Non ho capito come mai si inclina. Forse per altri tipi di barre, però io nel dubbio la uso così, è buona. Madonna, il caricatore frontale, danni. Va bene. Qua ci siamo e adesso... e mo so cazzi. Perché devo far girare il John Deere devo far girare il John Deere col coso adesso. Voi direte, perché mo so cazzi? Perché sono 18.000 litri il rimorchio. Vabbè che c'è anche il 110 con il rallatino della Strautmann. Però mi girano comunque le balle. Vabbè. Ottimo. Ottimo. Gira il carrello. Questo lo lascio proprio a bordo campo. Eccolo là, bravo. E adesso mi vado a attaccare il coso. Aspettate che qua coi controlli là. Ottimo. Sotto. Mi ha tanto sotto, se magari muovo la trebbia da in mezzo. Qua stava, mi sa, eccolo qua, bravo. Ottimo. Maledizione quando cavolo esce la mano la touch, ragazzi.
Io lo sto troppo aspettando. Quando esce quella diavolo di mano alla touch? Madonna, c'è l'824 che è ancora zozzo. Vabbè. Amen. Si vede che non l'ho lavato una volta finito tutto. Erca Giuda. A posto. E avanti. Oh, almeno la mia è uscita, dai. Almeno quello. Dai, JJ. Qua serviranno tutti e due i rimorchi, secondo me. Oh, là, la classe è già pronta. Mo, da qua al campo cominciamo. Rallenta. Bravo. A sto punto cominciamo da questo sotto, dai. Grazie, magari la dispiego. Là. Qua l'aspo va... Forse non su tutto, ma quasi. Date. Un po' più giù. E si butta avanti. Così. Ma sei sicura, GPS? Sì, mi sa di sì, vabbè. Oh, va, che bello. Lo potete vedere da soli voi anche, ragazzi. Quanto residuo culturale c'è. Lo notate benissimo anche voi. Tutto il residuo culturale che c'è per terra e anche la gamba del riso, quanto lo lascia giù. Lo notate benissimo. Quanto è una cultura che lascia indietro. Cioè, quanto è una cultura grossa, comunque alta. Allora, buona, e questo è a posto. Adesso vedo il costo usato furbo. Oh, perché non l'hai trabiato? Ti fa schifo? Dai. Oh, e che cacchio. Niente, adesso giro tondo perché sono un coglione. Bravo. Bella anche la texture che non va subito. Cioè, come si dice? La texture non è tagliata di netto, ma è molto più come se ci fossero più strati. Qua niente, due macchinate, una no, forza. Ma perché anche la GPS scima qua, bella. Alla faccia. Ok, che stiamo facendo anche il giro di campa. Già 20 quintali, boia.
Boia Dio si arrende. Sapevo che rendeva Arizona, davvero non pensavo così tanto. Porca puttana. Ma che roba. Oddio. Vabbè, niente. Perfetto. Adesso qua, un'altra merda. Sì, comunque mi sa che quei 25.000 litri di resa potenziale sono abbastanza giusti così da primo acchito. Sono molto giusti così a primo acchito. Porca boia. Oh, beh, dai. Qua almeno la prende giusta? Sì, pare di sì. Sì, 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 la prende giusta. Anche se non so perché la GPS è così sballata, cioè, perché sta così a filo. Così ha già più senso. Niente, siamo già 50 quintali qua, Dio santo. Alla faccia del rendimento. Bene. Chissà se arrivo a fine passata. In seri dubbi.
Ma in serio devi arrivare in fondo? No dai, forse ci arrivo. Porca boia se rende. Rende a dir poco un fottio ragazzi sto riso. Ma a dir poco. Già macchina piena. Bestia. Sotto il primo allora. Olla. E 70 quintali fatti. Dio buono. Oh bene. Sotto adesso che dobbiamo trapiare tutto sto ben di Dio perché magari non lo pagheranno tanto, però quantità se ne fa, quindi anche soldi se ne vanno. Vediamo. Vediamo ragazzi. Vediamo cosa salta fuori. È impressionante comunque. Sarà la prima volta che lo faccio ed è per quello magari che ogni volta fa riso dici madonna che resa. Però a me pare impressionante come resa aver già fatto uno scarico su sto minchia di cappetto qua che neanche un ettaro. Se lo facevo a soia o frumento facevo neanche la soia metà 3 mi è scarsa, con il frumento forse uno scarico per tutti e due i campi, cioè no uno scarico per tutti e due i campi, facevo due scarichi tirati, quello sì, facevo due scarichi tirati, neanche. Qua facevo mezzo serbatoio. Con la soia forse neanche. Adesso che ci penso bene. Vabbè. Vediamo ragazzi, vediamo. Mi stanno balanando in testa un bel po' di idee. E quando dico un bel po' intendo per davvero un bel po'. Che cacchio ho fatto? Aspetta. Sa. Là. E questo 73 top. Il prossimo scarico è pieno.
Ora saltiamo su questa risaia qua. Magari anche subito, ecco. Mamma che lavori. Ci vorrebbe l'autolivellante qua, tiro caro. A questo punto ci vorrebbe davvero. Ne salterà fuori un bel poco. E lo portiamo tutto al consorzio, così dopo al consorzio prendo, quando c'è il prezzo alto, vendo. Ah, qua la GPS è proprio andata fuori totale, vabbè, lasciamola fare. Lasciamola fare. No, qua col cacchio. Si vede che gli hanno dato le... Gli hanno dato sicuro le coordinate per prendere il terreno della GPS, non da dove è coltivato, ma dove è stata creata la risaia. Perché è un bel po' fuori centro qua. Vabbè.
40, sì. Salta fuori un rimorchio sicuro e un altro mezzo rimorchio, ma di sicuro. Sta 4.30 sarà anche da... Cioè, allora vi dico, se l'idea che ho in mente va in porto di fare mega campagne di riso, la 430 va cambiata. Va assolutamente cambiata con una macchina di molto maggiore portata. Perché il riso è molto alto e essendo così alto la macchina, cioè, conto è far soia, frumento e mais, ma sto riso qua è davvero alto alto, la macchina sforza un bel po'. Sì, e poi se andiamo a fare 10 ettari di riso col cavolo, e io dico proprio col cavolo ragazzi, che andiamo a mettere giù... Cioè, allora, col cavolo che andiamo a fare con la classe magari la prima campagna, dopo quei soldi cambiamo macchina, perché qua la vedo la vedo un tantin dura da fare tutta questa macchina qua. Qua diamo il dritto al campo e basta. Facciamo quella strichetta qua e poi via. Ottimo. È molto alto, cazzo! Non me ne sono neanche accorto. Ok, definitivamente vengono fuori due rimorchi. Te dici, ma sì, sto tocco qua come quanti scarichi avrei fatto? Uno e tutto va bene. Io va. Due scarichi sicuri. Dovrei preparare delle stradine però per entrare e uscire dai campi con i rimorchi, perché specialmente con questo dislivello qua facciamo danni, grossi danni.
Perché un conto... ragazzi, un conto è entrare con sti qua, con sti ragazzini qua tranquilli. Un conto è entrare col 3 assi. Tumper magari anche. Che petta che ho fatto una manovra di merda allora. Madonna. Qua torna indietro, andiamo sull'arco a scaricare. Che già fare avanti e indietro col 110 si fanno danni. Oh là. Buona. Pieno? Pieno. Madonna che incolmata. Dio buon che incolmata. E questo è già pronto da mandare in consorzio. Vedete comunque anche i trattori come si ondano le gomme. Io ve l'ho detto che è per quello che era entrato a seminare. Proprio per questo, perché aveva fatto piova prima, però adesso ha fatto mesi di acqua. Mamma. Devo fare delle stradine assolutamente per entrare. Non posso passare a scavalloni larghi così. Spacco tutto. Va bene, allora facciamo così, così è buona, dai. Sì, si può fare. E... sì. Sinceramente, ragazzi, mi sta tentando l'idea di... Mi sta tentando l'idea di fare quel lavoro lì tutto a risaia. Mi sto tentando, però devo prima schiarirmi un attimo le idee con delle altre persone, perché così buttata là non è tanto fattibile, mi sa. Ci penso io, ragazzi, andate tranquilli voi che vi aggiornerò. No, adesso siamo anche nella pausa festiva di Pasqua e se riesco a organizzare qualcosa qua siamo a posto. Dopo la portiamo avanti tranquillamente. Aspetta, fammi finire questa qua. C'è già 1000 da una passata, guardate voi. Pensate a far riso con la Tix, mamma. Un conto con la 62, un conto con la 32. Con la TX32 finiamo domani mai. Buona.
l'ultima passata, ragazzi, e anche sta campagna di riso è fatta. E ci sono rimasto bene, sinceramente. Ci sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ci sono rimasto molto piacevolmente sorpreso dal riso, perché ho detto, ma sì, no, non sarà chissà che sto riso, e invece mi aspettavo tipo i vigneti. Invece col 25 hanno fatto una gran roba. Ma qua si sta allargando il fascio o sbaglio io? No, mi sbaglio io, secondo me è sicuro. Vale, 2007, 2730. Ah, che bello. Giù questo e via. Buona. Forse era meglio fare il contrario, però vabbè. A sto punto, ragazzi, non c'è problema. Andiamo avanti, cioè, vediamo così, buona. Tanto ha lo scarico posteriore. Troppo a sinistra. Così deve stare. Sì, magari non distruggendola. Ottimo. Via, chiudi e mettiamo via. E ragazzi, adesso andiamo anche a portare in consorzio. Madonna, non so che maxi episodio verrà fuori, aiuto. Ho già paura di cosa potrà venire fuori. Parcheggiamo qua un attimo. Oh là. Dato che questo qua non è tanto omologato per strada, quasi quasi, va bene tutto, però questo qua lo metto da una parte e faccio proprio la polaccata alla massima, proprio mod polacca attiva. Questo lo stacco, qua faccio così, qua faccio così e adesso attacco 6R anche l'altro rimorchietto. Buono, là. Adesso devo sfodare tutte le mie doti da retromarcista professionista corrallati.
Porca Giuda. Sono già partito storto, bene. Aspettate, perché adesso devo capire anche dove sta il gancio del coso. Madonna mia. Dai. Ah, lì, fatta. Ah. Resa potenziale 25.000 era messo, 19.003. Meglio di niente, oh. Meglio di niente, dai ragazzi. Frecce funzionano tutte? Rimorchi 1 e 2. Tac, tac, sì, perfetto. Infatti qua sulla spioncina mi dà rimorchi 1 e 2. Non solo 1, se no mi darebbe 1 e 2 in teoria. Macchina ormai sì, possiamo dire che è calda, quindi via. Giù una marcetta. E via. Chissà che sei qua. Ah, bravi. Mamma che spinta. Quando selezioni lagga, bello. Mamma aspetta. Ci passiamo adesso qua. Aiuto. Ok, di ruota davanti ci siamo passati. Adesso passare con tutto il carro è il problema. Oh, butta su una marcia. Ci stiamo almeno in pesa? Sì, ci stiamo per... Scherzavo, non ci stiamo. 248. Adesso mi conviene fare così. Mi conviene scaricarlo qua. E dopo col JCB buttarlo in asciugatura. Sì, buonanotte in asciugatura in silos. Dai, bravo. Beh dai, è venuto fuori un bel mucchietto. Di 134. Ehi là, te animale, permesso, passo io adesso. No, vedi che c'ho un tandem di rimorchi. Animale. Ottimo. Va che corre, ma Dio.
E questa campagna risaia, risifera, come si vuole chiamare, mi ha soddisfatto. Ora c'è da vedere questione monetaria a cosa porta. Perché se porta a robe interessanti si può benissimo fare. Sempre se ho l'aiuto di chi Dio comanda. Comunque, ragazzi, qua basta. Sincero, basta. So cotto, finito so. Perché durante quei tagli lì ho anche già elaborato vari piani, quindi non è che ho solo fatto passare il tempo, quindi sono abbastanza finito io adesso sincero. E ragazzi, grazie per aver seguito l'episodio fino a qui, se siete arrivati. Scrivete hashtag riso, hashtag risotto se siete arrivati fino alla fine. E ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima.